Abano Comics è solo l'ultimo in ordine di tempo di una catena di eventi presenti nel territorio termale. Eventi culturali, mostre e manifestazioni sono una caratteristica fondamentale di una città attiva. Abbiamo perciò affrontato il tema della cultura con il candidato sindaco per Cambiabano, Michele Di Bari. Per il progetto Cambiavano, proprio per la lista che io ho l'onore di rappresentare, la cultura è sicuramente uno degli elementi centrali. Ecco perché abbiamo proposto, ad esempio, di trasformare quello che oggi rappresenta un problema, ovvero la caserma del Primo Rock, in un'opportunità proprio per la cultura. Ecco perché abbiamo proposto di trasformare quel luogo in un polo universitario, perché crediamo molto che questa città si presti ad accogliere questo tipo di opportunità, ovvero l'opportunità che può essere offerta dalla ricerca. Riteniamo inoltre che Abano debba diventare di nuovo, come era in passato, la città dove si sviluppano spettacoli di qualità ed eccellenza. Penso ad esempio a manifestazioni che premino l'arte intesa in tutte le sue forme, così come penso a manifestazioni che riguardano l'editoria, per esempio. Per cui ecco, la nostra lista è fortemente orientata sullo sviluppo di un concetto di amministrazione aperta ai fenomeni culturali e aperta soprattutto allo sviluppo di tutte quelle iniziative che possono portare in questa città un turismo di qualità. Questo è sostanzialmente quello che noi ci proponiamo. Nel nostro programma abbiamo inserito una serie di eventi che ci piacerebbe anche riportare in città. Faccio un esempio molto banale: ci piacerebbe riportare anche il Cursal, che è una delle strutture centrali ormai abbandonate, a nuova vita. Ci piacerebbe riportare i giardini dell'orologio a nuova vita. Noi sappiamo che l'Hotel Orologio non è del comune. Abbiamo idea però di chiedere, questa è una delle nostre progettualità, quella di chiedere all'ENPA la possibilità di usufruire quantomeno dei giardini esterni, per cui trovare una modalità in convenzione per poter noi usufruire almeno come comune dei giardini esterni dell'orologio e portarvi che cose? Per esempio mostre itineranti, per cui mostre all'aperto, nonché il cinema all'aperto, un cinema de sé chiaramente. Per cui queste sono solo una serie. Un progetto ambizioso ma non troppo utopico dunque. Swishammer Channel News, Abano Terme.